Bellezza, classe, talento. Addio a Catherine Spack, indimenticabile protagonista al cinema e in TV. Aveva 77 anni. Paolo Sommaruga. Conservala tu. Vorrei che la portassi con te. Io me la ricorderò. Tu, forse no. Non la dimenticheremo, il sorriso e la luce fino all'ultimo film, bella e intensa, alla ricerca di pezzi del suo passato. Mi sposeresti tu? Cosa? Ti ho chiesto se mi sposeresti. Io? Sfrontata e insicura, così diversa dalle altre donne sullo schermo, negli anni 60 suo, il modello da seguire. Io ti sembro sicura. No, ti sbagli. In questo non ho preso proprio da te. La mamma dice che tu sei nato vincitore. Io invece certe volte ho la sensazione di andare avanti al buio. I registi e gli attori, Sorpasso e Brancaleone, eravamo solo 3 donne sul set, ricordava. Non era facile per noi. La musica e gli amori, le 1000 pagine di riviste e i riflettori, il coraggio e un senso di libertà che ha sempre avuto chiaro. Hai perso anche oggi, eh? Io? Giuda, brutto vigliacco! Il lavoro e l'indipendenza economica, diceva, sono stati i punti fermi della mia vita e della mia dignità. Sarà per questo che nel suo secondo tempo si inventa un modo di raccontare le donne. Eleganza e ironia, 15 anni di Harem in TV, complicità e confronto, sogni, paure, desideri. Le stanze di Afrodite, il tema di questa sera d'Harem. Quando tornava in TV, anche per raccontare la sua malattia, sembrava che non se ne fosse mai andata. La ragazza belga di ottima famiglia, rapita dal cinema, dal caso e dal destino di una generazione. Parliamo ora della Pasquetta degli italiani, una giornata di sole con il pienone dalle città d'arte.